L'azienda ha un'ampia gamma di vini, tipici friulani, autoctoni ed anche internazionali. Con la fine dell'Ottocento sono arrivati in regione molti vitigni di origine francese che hanno trovato qui in Friuli un'ampia panoramica di vini tipici della zona a cui si sono affiancati senza sostituirli per nostra fortuna, e quindi oggi possiamo disporre di una gamma di vini molto ampia, vitigni internazionali e vitigni tipici friulani. Cominciando ad esempio dallo Chardonnay, che è un vitigno di origine francese, che qui produciamo ormai da circa 50 anni e che ha trovato su queste colline un'ottima ambientazione. Noi ne facciamo sia una versione fresca, pronta, da vendere l'anno successivo alla vendemmia, che è una versione invece frutto di un appassimento, di una surmaturazione e di una sosta in barrique per circa 30 mesi, quindi una tipologia di vino più importante, più alcolica, da abbinamenti più particolari. Lo Chardonnay per noi è un vino da aperitivo, da piatti di pesce e comunque pietanze leggere, mentre la versione barricata diventa per accostamenti più particolari come possono essere formaggi o comunque servizi particolari. Accanto allo Chardonnay troviamo subito invece un vitigno tipico friulano che è la Ribolla Gialla. Per quanto riguarda il Friuli è il vitigno più antico in assoluto. Ci sono prove storiche della presenza in Friuli della Ribolla Gialla già a partire dal 1300. Era il vino delle grandi occasioni, per i grandi funzionari, per il doge, eccetera, e perderà questa funzione di vino trainante per il Friuli solo con l'arrivo nel Settecento del Piccolit, ma dal 300 al 700 è in assoluto il vino di riferimento, ed è per questo che tuttora ne abbiamo una produzione rilevante. Per noi è un vino importante perché fa parte della storia di questa regione. Anche questo vino lo presentiamo in due versioni, nella versione fresca, vino tranquillo, vino fermo, e nella versione spumante con metodo Charmat. Accanto alla Ribolla Gialla c'è l'altro vino bianco importante per il Friuli, che è il Friulano, ex Tokai, cambiato da 2 anni il nome, e questo è il vino dei friulani ed è il vino che beviamo qua in regione, il più diffuso. È un vino molto importante per la storia di questa regione, per le nostre abitudini sociali, per le nostre abitudini anche proprio di uso quotidiano. È un vino che trova facilità di abbinamento, può essere un tutto pasto, può essere un vino da servire anche con gli affettati, i salumi tipici della regione, ed è un vino che abbiamo orgoglio nel produrre e nel continuare la tradizione di questo tipo di vini. Accanto alla Tokai abbiamo la Malvasia istriana. Come dice il nome, prende origine da una zona geografica abbastanza vicina al Friuli, e qui anche questo da diversi secoli. È un vino da collina, in Friuli è coltivato quasi esclusivamente in collina, è un vino di buona gradazione alcolica, semi-aromatico, per cui con una nota aromatica non evidentissima ma comunque fine e presente, ed è un vino da abbinamenti invece più da pasto, meno legato al fuoripasto, all'aperitivo, al calice. Crescendo nella sensazione aromatica andiamo al Sauvignon, un vitigno francese che non ha bisogno di presentazioni, molto aromatico, che ha trovato in Friuli un ottimo habitat, per cui diciamo che in Italia il Friuli è celebre per i suoi vini bianchi e il Sauvignon sicuramente qui in regione ha trovato un ambiente per esprimersi ai migliori livelli. Poi c'è un vitigno che è di origine francese, il Pinot Grigio, ma che ormai da moltissime riviste internazionali, da moltissimi critici del vino, è ritenuto un autoctono friulano, perché il Pinot Grigio ormai, quando si pensa a Pinot Grigio nel mondo, si pensa a Friuli e a Veneto, e in parte anche al Trentino, ma diciamo soprattutto a Friuli e Veneto. E in Friuli ha trovato un'ambientazione perfetta, tant'è che ormai lo consideriamo assolutamente un vitigno tipico di questa zona. Per quanto riguarda invece i vini rossi, qui il crescendo va da vini freschi da bere l'anno successivo alla vendemmia fino a vini invecchiati per 2, 3 fino a 5 anni. Partiamo con degli autoctoni fatti in versione fresca, quindi in una versione che privilegia soprattutto l'aspetto fruttato, fresco di questi vini, come il Refosco dal Peduncolo Rosso e lo Schioppettino. A salire troviamo un vitigno francese, uno dei grandi vitigni del mondo, che è il Pinot Nero,
anche questo fatto in una versione giovane per apprezzarne al meglio tutte l'eleganza e la finezza del vitigno. Salendo di struttura iniziamo a trovare altri vini francesi, quelli che sono i più famosi vini francesi per la produzione di vino rosso, che sono il Merlot e il Cabernet, sicuramente grandi vini, che forse a volte sottovalutati per questa moda anche oggi degli autoctoni, ma che sono comunque l'ossatura dei grandi vini rossi del mondo. Accanto a questi vini poi abbiamo la fortuna in Friuli di aver potuto affiancare dei grandi vini rossi da invecchiamento che sono tipici di questa zona, e per i colli orientali del Friuli dove ci troviamo i due grandi vini da invecchiamento sono il Tazzelenghe, che in lingua friulana significa taglialingua, per le caratteristiche di questo vino da giovane, mentre poi quando viene sapientemente affinato diventa un vino molto morbido, molto gustoso e godibile. E poi la punta per noi della produzione rossa, che è il Pignolo, anche questo un vitigno molto particolare, tipico di queste zone collinari del Friuli, di grande struttura e grande longevità. A chiudere la panoramica dei nostri vini ci sono i vini da dessert, i vini passiti, che sono le due uve tipiche di questa zona, il verduzzo giallo e il verduzzo dorato, che qui presentiamo con un nome storico aziendale, Torre delle Signore, ma in riferimento a una abitazione qui che fa parte del centro aziendale, e poi il Picolit. Il Picolit non ha bisogno di presentazioni, è un grandissimo vino dell'Italia, ma direi del mondo, ormai molto conosciuto, ed apprezzato, prodotto in quantità limitatissime, che da 2 vendemmie, 2006-2007, può fregiarsi del appellativo di OCG, quindi un'ulteriore qualificazione di questo vino, che è il vino che dal Settecento in avanti rappresenterà il Friuli presso i principali casati nobili d'Europa. È il vino dei trattati di pace, è il vino delle grandissime cene, è il vino tuttora dell'omaggio, della cosa importante, dell'occasione che veramente merita di essere ricordata e celebrata.